delega la fase che ho messo a disposizione, nel senso che ho cercato una sostanza scenale complessa, ho imparato a conoscerla con un'esperienza in PSG come presidente. Sono stati 5 anni dove a contatto con i servizi sociali, anche se le persone della PSG, ho imparato a conoscere un mondo che prima non conoscevo, quindi ne conosco la delicatezza, la fragilità di questo mondo. Non sono pratiche di carte o di numeri, abbiamo a che fare con le persone. E quindi so esattamente cosa stiamo parlando, ci metto veramente tutto l'impegno per cercare di agevolare tra la possibilità un servizio che già funziona bene in città e quello del servizio sociale. Sapete benissimo che è una conquista della nostra società, del welfare, del servizio sociale, cioè, capita a tutti nella vita, bambini, donne e uomini, che avere momenti di difficoltà, di bisogno, quindi credo che sia un'area dove veramente la nostra società dà il segnale di cosa vuol dire non lasciare indietro nessuno. Ecco, l'unico segnale che voglio dare vuole essere una presentazione di perché non lasceremo indietro nessuno, ma proprio per non lasciare indietro nessuno guarderemo dove vanno a finire i soldi che questa amministrazione ha speso. Nel senso guardare, controllare e per cercare di evitare forme di parassitismo sociale. I soldi devono andare laddove c'è bisogno. E oltretutto bisogna fare in modo che il bisogno sia temporaneo, cioè bisogna far uscire le persone dallo stato di bisogno. Quindi questo è il nostro faro, lavoreremo per questo, un applauso a tutti che lavorano in quest'area, perché ogni mattina si trovano ad affrontare problemi sempre diversi perché le persone sono sempre diverse. E quindi bisogna anche a volte dire di no, e non è facile dire di no con una persona perché la legge non permette perché manca di fondi. E quindi è chiaro che un lavoro come giorno richiede veramente impegno, è quasi una vocazione. Ma c'è un altro piccolo segnale sia alla maggioranza che all'opposizione, questo mi deriva dall'esperienza al campo, che non diventi terreno di scontro del servizio sociale, ma diventi terreno di confronto. Saranno trasparenti come tutto, ma sui servizi sociali saranno trasparenti al massimo. Ma data la fragilità delle persone alle quali diamo i nostri servizi, chiedo veramente che ci sia confronto e non la speculazione politica, perché questo non crea danneggio all'assessore, alla maggioranza che sarà approvato, crea difficoltà a chi lavora e alle persone che ricevono questo servizio. Quindi su questo sarò sempre a disposizione, sul tavolo istituzionale, sul consiglio comunale e anche a livello di confronto privato, ma che non diventi terreno di speculazione, ma sempre di confronto costruttivo, perché la nostra società si riconosce come una società moderna, propria,